La commedia teatrale A Signora Marascialla, scritta e diretta dalla favarese Antonella Monreale, a grande richiesta ritorna domenica prossima 26 maggio sempre presso la sala del Boccone del Povero. Questa di Favara non è l'unica tappa dell'Associazione Teatrale Arcobaleno, infatti l'associazione ha deciso quest'estate di andare in tournée in altri paesi della provincia. A grande richiesta ritorna A Signora Marescialla nuovamente a Favara, ma non solo, si va anche in tournée. Sì, andiamo in giro per tutta la provincia di Agrigento, Sciacca, Calamonaci, Ribera, Cammarata, Agrigento. Per ora queste di qua, poi vediamo in seguito. Vi aspettavate questo successo anche per una commedia che hai scritto tu praticamente? Sì, ce l'aspettavamo perché il nostro gruppo ci credeva veramente e quindi ce l'abbiamo fatta ed eccoci qua. Diciamo a chi ci guarda se c'è stato qualche cosa che sul palco è accaduto senza che nessuno se l'aspettava, se c'è è successo qualcosa ecco, di imprevisto. Tutta la commedia è stato un imprevisto, perché per ogni quadro c'era qualcosa di imprevisto veramente. Cosa ci aspetta il giorno 26 allora? Tante risate come quelle del 4 e 5 di maggio, sicuramente, questo è assicurato. Per l'acquisto dei biglietti potete rivolgervi alla Tabaccheria Pinelli e alle cartolibrerie Pecoraro e Crapanzano. Alle ore 20:30, domenica 26, mi raccomando tutti presenti. Vi conviene vedere, se no questa volta vi viene a casa con Mattarello. Gol!